Ospedale di Jesolo a rischio chiusura entro settembre se non verranno prese misure urgenti di riorganizzazione e di rilancio della struttura ospedaliera. Il litorale jesolano, che passa per Duna Verde, Porto Santa Margherita, Caorle e arriva a Bibione, conta ogni anno almeno 20 milioni di presenze turistiche. Chiudere o ridurre l'ospedale di Jesolo significherebbe mettere in seria difficoltà la salute dei cittadini e dei turisti. Crediamo che una città come Jesolo, con 6 milioni di turisti, 40.000 residenti, in alcuni momenti dell'estate 500.000 residenti, meriti un ospedale di tutto rispetto. Ci stanno ridimensionando, stanno chiudendo tutta l'area chirurgica, noi non lo possiamo sicuramente accettare, quindi andiamo avanti con questo tipo di manifestazioni. In cantiere ci sono numerose manifestazioni da parte del movimento ospedale del litorale. L'ospedale deve vivere. Chiediamo che l'area chirurgica non venga chiusa, facciamo un appello al Presidente Zaia, al quale abbiamo inviato più di 10.000 firme, delle quali non abbiamo avuto risposte. Facciamo un appello forte a tutte le forze politiche perché si mobilitino in massa, perché a settembre non accada quello che ormai è previsto, cioè la chiusura di tutta l'area chirurgica e la morte dell'ospedale. Un appello al Presidente Zaia affinché esponga chiaramente quali sono le idee e la progettualità sulla sanità del Veneto orientale. È un ospedale che aveva delle eccellenze, che nel corso degli anni è stato ridimensionato, soprattutto nelle professionalità, e quindi ridotto ad essere un servizio insufficiente per gli ospiti soprattutto, ma ancora di più per i residenti che si estendono su tutto il litorale di Jesolo e del vicino Cavallino Tre Porti.